Amici bellini, buongiorno per voi, per me è notte, quindi facciamo piano, ma è importante secondo me fare un recap di quello che è successo, attendendo ovviamente il Milan, il Torino, il Cagliari, il Bologna. Odio quei lunedì, diceva Vasco, cominciamo. Odio quel giorno lì. Luigi Mazzone, benvenuto, tra l'altro pure il cognome nobile, e noi continuiamo a salutare sempre un momento di affetto per Carletto Mazzone. E ricordiamo anche che lasciate un like per questo aneddoto che praticamente si dimite, andò malissimo la sua esperienza a Napoli, se non sbaglio 4 sconfitte consecutive, si dimise e disse non voglio neanche i soldi, non me li prendo, non li merito. Quindi proprio uomini di altri tempi, quindi lasciate un like per gli uomini di altri tempi e di un calcio che non torna più. Allora, abbiamo visto, qualcuno l'abbiamo vista un poco meglio, qualcuno solo gli highlights, insomma il che fare, c'è sempre il che fare, ma c'è già una prima sorpresa, un primo upset, è quello che in inglese lo chiamano l'upset, quando la piccolina, il Davide contro Golia, quando la piccolina rompe le uova nel paniere alla squadra grande che ti aspetti che vinca, e quindi c'è un upset, una cosa sconvolgente che ti sconvolge, e quindi la Lazio del buon maestro Sarri, io tengo sempre sott'occhio, e cade a Lecce, tragico per loro, è una bestia nera, veramente un campo dove non riescono a vincere. Andiamo a vedere quello che è successo, e mi interessa con un Ambrabam, facciamo un gaming di Ambrabam gaming così, perché più che parlare, sì, parleremo delle singole partite ovviamente, sì, voglio vedere gli XG, perché con gli XG si capisce un pochino meglio quanto stanno creando le squadre. Siamo agli inizi, il campionato è ancora lungo, siamo d'accordo, però per capire, perché non è tutto oro quello che luce, attenzione. Ieri ovviamente la Juve ha dato una bella botta, una sorta di messaggio, così quest'anno ci siamo anche noi e siete preoccupati, vi sento un pochino quest'anno la Juve è così, quest'anno attenzione l'Atalanta, attenzione così. Prima di analizzare gli XG, attenzione alla Fiorentina che quest'anno segnano così, facciamo un passo indietro con un Ambrabam tattico, vedete quanto è bellino. L'anno scorso, senza tornare indietro nel tempo tantissimo, l'anno scorso cominciarono così, il campionato cominciò così: vittoria del Milan che oggi vince col Bologna senza dubbio, vittoria dell'Atalanta proprio 2-0, vittoria dell'Inter sempre 2 gol, vittoria della Fiorentina, vittoria della Lazio che è quella che sta più inguaiata in questo momento, vittoria della Roma che è inciampata anche lei, vittoria del Napoli, ce la ricordiamo benissimo, e vittoria sonante della Juventus anche l'anno scorso. E poi dalla seconda giornata che cominciano un pochino delle problematiche, la Juventus che pareggia con la Sampdoria, il Milan che pareggia con l'Atalanta, e comincia qualche scricchiolio, mentre il Napoli dà 4 palloni al Monza. Ecco perché già la seconda giornata diventa importantissima, il Napoli che deve affrontare il Sassuolo, e il Sassuolo lo voglio vedere proprio bene. Ma andiamo a vedere un pochino che cosa è successo. Ritornando alla situazione degli XG, ovviamente le partite le teniamo presenti, insomma, Empoli-Verona 0-1, purtroppo una pellecchia di Caprile. Dobbiamo dire, se Meret avesse fatto, dobbiamo essere onestissimi, se Meret avesse fatto un'uscita a vuoto come quella là e poi preso il gol sotto alle gambe e in un calcio d'angolo, lo avremmo impiccato a piazza Garibaldi, e bisogna dire quello. E invece di Caprile si dice un gran bene, sicuramente è giovane, si farà il portiere del futuro, come si diceva di Scuffet, come si diceva di Meret. Alle volte si fanno dei debiti con la bocca e poi magari non sempre questi talenti, che sono dei talenti sicuramente, esplodono e fanno la carriera che dovrebbero. Intanto l'Empoli, che ha un potenziale probabilmente anche maggiore del Verona, Verona è fastidioso, mettono quel Juricic davanti enorme, la pallata, è una squadra fastidiosa. L'Empoli c'ha un po' più di talento, si vede che Baldanzi è forte, Marin è forte, ha pigliato una traversa incredibile, però lasciano i 3 punti in casa e il Verona si porta 3 punti pesanti a casa. Genoa-Fiorentina è quella partita che comincia a farti dire attenzione ad Italiano e alla Fiorentina. Sì, è vero, però
consideriamo anche che quello che hanno fatto è una conferma più di quella che era già la Fiorentina dell'anno scorso, perché alla fine se andiamo a vedere i gol, Biraghi, quindi non Parisi che non entra proprio, Bonaventura, Evergreen, a Sfandacascio un credito lo devi buttare su Bonaventura, Nico Gonzalez che ovviamente è una certezza, e anche Mandragora che gioca e non gioca. Insomma, 4 gol per la squadra italiana sono importanti. Genoa così e così, però questo è il dato importante, il 69% di possesso palla, e credo che la Fiorentina in questo momento sia la squadra che punterà di più, ancora forse più del Napoli questa volta, sul possesso palla, sul dominio totale, e poi se riescono anche a concretizzare, buon per loro. Precisione dei passaggi dell'87%, insomma 13 falli però. Voglio vederla questa cosa dei falli, perché quest'anno noi abbiamo detto, e se fossimo più duri, in realtà duri come anagramma di rudi, se fossimo un po' più rudi, forse questi cartellini gialli possono essere visti anche come una cosa positiva. Abbiamo imparato la lezione e se ci scappano in contropiede lo spendiamo il fallo e speriamo sia giallo, come dice la canzone Messico 86. Potrebbe essere una cosa positiva, un po' meno bravi ragazzi, Andiamo a vedere anche questi dati qua. Poi l'Inter con il Monza 2-0, Lautaro, però ovviamente qua va sottolineata, io mi sono scritto l'impatto della panchina, perché Arnautovic entra e fa l'assist decisivo. Qua vedi possesso di palla molto meno, vedi Palladino c'ha più possesso di palla dell'Inter, non c'è dubbio. 89% però di precisione dei passaggi, anche il 90% del Monza, quindi giocano bene a pallone. 8 falli, 13 falli, e qua vale la pena insomma di vedere un pochino i nuovi arrivi, come si sono mossi. Sommer, clean sheet, si rispolvera De Vrij, non se n'era parlato tanto di De Vrij, però si rispolvera, e qua se ti esce Dumfries ti entra Quadrati, Thuram, Arnautovic, e poi Di Marco e c'hai Carlos Augusto, e ti può entrare anche Frattesi. Insomma, non è male questa panchina che hanno messo. Bissecca è da capire, però insomma è una bella squadretta l'Inter, e va tenuta in seria considerazione. Dopodiché schippiamo un attimo Sassuolo-Atalanta, che mi interessa anche per capire il Sassuolo, oltre alla questione che De Catelani in questo momento mi ha superato nel numero di gol in Serie A, e bisogna dire quello che è, ed è un bug, lo andiamo a vedere tranquillamente. Questo è il primo upset, perché la Roma va in vantaggio, e la grande novità è che Belotti finalmente ha cominciato a segnare, non riusciva proprio a segnare con la Roma l'anno scorso proprio a secco in Serie A, e invece comincia la stagione con una doppietta. Segna lui, poi Candreva fa 2 gol che non si spiegano proprio, cioè uno più bello dell'altro, veramente intramontabile Candreva, e mi conferma quella cosa che ci dicevamo quando si parlava di Paolo Sosa: la Salernitana crea poco, la Salernitana fa dei gol, fa molti più gol rispetto agli XG che ha sempre un XG bassissimo la Salernitana, quindi Paolo Sosa crea pochi presupposti, e gente come Candreva, come Dia, quelli più di talento, la risolvono con un coniglio che poi esce dal cilindro. Vedete, tiri totali, la Roma ne fa 13, loro 3, però loro ne fanno 2 in porta e sono 2 Eurogol. 3 tiri in porta solamente per la Roma, più possesso palla per la Roma, precisione dei passaggi non tantissimo, 12 falli, e insomma, quindi steccano. La riprende Belotti con grande grinta, ma stecca tremendamente anche la Lazio, che era andata in vantaggio con Immobile. Un bellissimo passaggio, un'assistenza di Luis Alberto, ma nel finalissimo, vedete, 85esimo e 87esimo, il Lecce fa 2 gol e fa esplodere i tifosi di casa. Però guardate quanti tiri ha fatto il Lecce cioè non facciamoci ingannare, il Lecce, ci dice Sarri, io qua mi sono scritto, se per l'Inter mi sono scritto impatto panchina così, la Roma Belotti Candreva, perché quelle sono le cose. Io Lecce Lazio mi sono scritto le scuse di Sarri, perché Sarri subito, che si era lamentato del calendario, ha detto che lo hanno fatto apposta, che quindi fanno gli imbrogli sul calendario tutti contro di loro. Maurizio, così dai degli alibi ai giocatori che si possono addormentare. Adesso ha detto che incontrare il Lecce in questo momento è più difficile che incontrarlo a dicembre, perché il Lecce, giustamente, avendo dei giocatori più svelti, più piccolini, entrano subito in forma. Allora non ne va bene uno, perché ti lamenti che c'hai 4 trasferte contro Napoli, Juventus, tutte le squadre grandi, così. Il Lecce manco lo vuoi incontrare. Chi volevi incontrare alla prima giornata per stare un pochino più tranquillo?
Sarri è sempre lo stesso, la Lazio si riprenderà, perché sicuramente si riprenderà, però quello che ci dobbiamo, che anche ascoltando altri youtuber, l'amico Giovanni Eagle che diceva la panchina non ha avuto, e l'ha detto anche Sarri, la panchina non ha avuto, poi quelli che sono entrati nel secondo tempo sono stati insufficienti, sia quelli che sono entrati sia quelli che sono rimasti in campo, quindi Sarri ha paura di un po' di presunzione, pensavano forse di averla vinta. 7 tiri totali per il Lecce, 4 per la Lazio, questa vittoria non è in discussione, non ha fatto nemmeno questo possesso palla schiacciante Sarri col 53%, precisione dei passaggi uguale, 16 falli Sarri, quindi stavano proprio in affanno fisicamente rispetto a loro, non vedevano la palla e facevano falli. Questo è il big upset, è proprio della giornata. E la Juventus si presenta, questa la stavo guardando e poi mi è venuto un po' di sonno, ma non perché la partita fosse, che vuoi dare i feedback ma che fatti ma no grazie, per altre questioni mie. Ma insomma la Juventus parte a bomba, subito segna con Chiesa, poi il rigore a mano, cerca di togliere, poi c'è un rigore per l'Udinese, ma concentriamoci sul campo, cerchiamo di concentrarci sul campo. Rigore di Vlahovic e gol di Rabiot, tutto nel primo tempo. Dopodiché andiamo a guardare un attimo pure le statistiche qua, perché io vedo 18 tiri totali dell'Udinese, 5 in porta, e il totale dei tiri in porta della Juve è 4. Quindi ho ascoltato anche un pochino Allegri parla di voler cambiare un pochino l'atteggiamento, gli si chiede proprio, sembra una Juventus più rabbiosa, che pressa più in alto, e dice io se ho giocatori più giovani, meno esperti palleggiatori, insomma è come se avesse detto a questi ragazzi meno letture personali e andate più in aggressione perché ce la fate fisicamente, c'è più gente di gamba e quindi potrebbero essere più aggressivi. La solidità difensiva immaginiamo che la manterranno perché è storica, se si muovono bene anche in attacco diventano pericolosi, però non dobbiamo pensare che questa vittoria li rende pericolosi per tutto l'anno, perché ricordiamo sempre che l'anno scorso con Sassuolo pure avevano vinto 3-0, e il fatto che non abbiano le coppe e che sono molto arraggiati per questo è stato un favore. Lo scopriremo a fine anno che è stato un favore non dargli la Conference, in modo tale che si possono allenare alla grande, gestire meglio gli infortuni, si possono permettere di non inserire Pogba, Kostic che non entra, e insomma è tanta roba. E ricordiamo che il mercato è sempre aperto, perché queste sono le ore in cui dovrebbe fare le visite mediche Gabry Veiga. Si parla anche di Lindstrom per il Napoli, quindi un'uscita di Lozano. Insomma le cose possono ancora cambiare alla grande. 52% di possesso palla, non tantissimo, 82% di precisione dei passaggi, non tantissimo, meglio l'Udinese, 10 falli, 12 falli, insomma una partita fondamentalmente equilibrata, che però finisce 0-3. Quindi l'Udinese è stata un po' distratta, si può dire un po' distratta. Guardiamo i falli, vedi, il Napoli comunque crea 19, 8 tiri in porta, 52% di possesso palla, quindi meno asfissiante col possesso palla, 88% di precisione dei passaggi, non male. Guardate questo 17 falli, veramente è un numero strano per il Napoli. Forse qualcosa sta cambiando, con Garcia, ma mi interessa vedere Sassuolo, perché dobbiamo pensare che Sassuolo è il prossimo nostro avversario e dobbiamo azzannare. Qua ovviamente è chiaro che fa storia il gol di De Catelare, poi il gol finale di Zortea bellissimo. Quello che fa storia è che Gasperini lo mette punta, lo inserisce punta, non lo fa giocare trequartista come giocherà De Catelare con Gasperini, lo mette punta, seconda punta, poi dopo entra anche Scamacca, quindi giocano a due lì. De Catelare piglia pure una traversa clamorosa, si stava mangiando un altro paio di gol, sembrava una maledizione confermata, e invece gli entra un gol che con la goal line tecnologia l'hanno dovuto confermare di testa. Però vediamo la formazione del Sassuolo, che è una squadra leggibilissima, molto semplice da capire. Pinamonti convince e non convince, e infatti dobbiamo tenere d'occhio anche questo Mulattieri. In panchina non hanno secondo me tantissime soluzioni, e invece l'Atalanta ha dimostrato di avere, ti entra Ederson, ti entra De Catelare, Zortea, a dopo e Scamacca, ecco, restano fuori Toloi, Muriel, Bakker, Carnesecchi eccetera eccetera, e già la formazione
se avete guardato, bastano gli highlights per vedere come quest'uomo tocca il pallone. Sarebbe stato proprio un acquisto fondamentale, proprio folgorante. Koopmeiners è veramente fortissimo. Zapata mi sembra anche ritornato abbastanza in forma. Lookman lo conosciamo, insomma è la solita Atalanta. Anche questo con la Sinec, i tifosi dell'Atalantini sono molto felici e quindi attenzione all'Atalanta, ma attenzione direi anche al Sassuolo, perché le statistiche parlano di 11 tiri totali, solo 3 in porta, quindi non sono precisissimi ma creano dei presupposti. 49% di possesso palla, equilibrato, 86% di precisione dei passaggi, 9 falli. Quindi l'Atalanta si sa che ti fa giocare male e si sa anche che il Sassuolo ama giocare a pallone. Quindi sarà una partita molto interessante quella con il Napoli. La classifica parla chiaro, la vediamo, ma in questo momento è inutile guardare la classifica, permettetemi di dirlo, il campionato è molto lungo, secondo me è più interessante vedere gli XG. Quindi crea tanto in questo momento l'Inter. Nella prima partita ha creato di più di tutte l'Inter con 2.50. A seguire la Lazio, che però non ha, vedete, l'Inter le fa 2 gol, quindi crea un mezzo gol in più che non fa, mentre la Lazio doveva farne almeno un altro, anche la Roma ha creato, la Juventus ha creato, ovviamente dobbiamo sempre tenere presente il rigore ti dà 0,76 di XG in automatico. Ha creato il Lecce, crea l'Atalanta e poi c'è il Napoli, quindi il Napoli segna un po' di più di quello che ha creato in realtà, e non è malissimo, perché se poi parliamo di percentuali realizzative è bene non sprecare troppo, conosciamo i nostri polli. A seguire quella che poi ha segnato molto di più rispetto a quello che ha creato è la Fiorentina. Se andiamo al contrario si conferma quello che vi dicevo prima, che la Salernitana crea pochissimo e trova degli Eurogol. A seguire il Sassuolo, quindi il Sassuolo non crea però vuole fare gioco. Attenzione, quindi di questi 11 tiri totali, tiri da lontano, tiri che non beccano la porta, tiri che vengono bloccati dai difensori atalantini, sappiamo atalantini però si riprendono uomo contro uomo, quindi ti fanno giocare male, vogliono creare ma creano poche occasioni. Musso ha dovuto fare poche parate fondamentalmente. Sfizioso vedere come la lotta per il capocannoniere già porta questi 4 giocatori alla doppietta nella prima giornata, doppietta per Belotti, per Candreva, per Osimhen e per Lautaro Martinez. Ovviamente noi non immaginiamo che Candreva lotterà fino alla fine, ma questi due ce li aspettavamo perché sono i top del campionato, non c'è niente da dire. Belotti potrebbe fare una stagione a livello di quelle sue storiche, chi lo sa, serve continuità. Roma in questo momento non ha altre punte, quindi probabilmente punterà su Belotti alla grande. Quindi in attesa di vederci il Milan, che è una di quelle squadre che mi desta più curiosità perché hanno cambiato tantissimo e dobbiamo capire a che livello, perché dobbiamo capire che tipo di gioco faranno e come è l'impatto dei nuovi arrivati. Io da New York, Valerio Fluido è tutto, se ci sono delle novità le affronteremo, quindi iscrivetevi al canale, lasciate like per far arrivare in fretta Gabry Veiga, perché è importante stabilire quale sarà la squadra definitiva. Adesso mi parlano pure di Zanoli, mi parlano di Lindström, va bene, Lindström, Lozano va benissimo, però se mi togli pure Zanoli dobbiamo ripensare a un terzino destro, insomma cambiamo troppe le carte in tavolo troppo tardi, perché sennò che hanno fatto a fa sto ritiro.